Si è conclusa la missione collegata edizione 2024 dal progetto Conoscenti il Friuli in Brasile, che ha permettuto all'Ent Friuli in tal mondo di visitare le comunità furlanis di San Paoli, Bento Gonçalves, Sovradigno, Ivorà, Santa Maria e Jaguari Russanga, di dove che arriva la sintesi conclusiva dal presidente Franco Jacob. Osenka a Urussanga, l'ultimo circolo che ho visitato in Kisgir, come fatto da Rio Grande do Sul e Santa Catarina, un progetto che si chiama Conoscendo il Friuli, finanziato dalla regione Friuli Venezia Giulia, in particolare da servizi regionali all'estero, e oltre a quel Osenka anche a Sierra il diploma, l'ottava edizione del corso Introduzione al mosaico che è tenuto di sorelle Bonetti da ormai diversi anni. È un progetto importante, abbiamo fatto un giro di 12 focolari furlans di queste zone, abbiamo incontrato i produttori di vin, Bento Gonçalves, che in particolare di un vin poetico, il vin di Goethe, che è proprio in zona di Urussanga. Un progetto che alla fazione di conoscere le nostre comunità, di conoscere la presenza dai furlans organizzate qui in Rio Grande do Sul e Santa Caterina, e di poter portare anche in davanti un progetto che ha impegnato il Ministero degli Affari Esteri, che è il progetto di riscoperta delle origini, delle radici, ed in particolar modo noi si faccia accompagnare in questo giro da Claudio Diacoli, che è il genealogista di Italea Friuli Venezia Giulia, cioè che fa la parte di progetto che riguarda appunto la riscoperta delle radici e quindi l'albero genealogico e la possibilità di conoscere la discendenza. Ecco, Claudio, di un salto indietro su quel progetto. Sì, è un progetto appunto finanziato dal Ministero degli Esteri e degli Affari delle Parti Internazionali. Sono contento di fare parte del gruppo di Italia Friuli Venezia Giulia e sono estremamente contento di aver partecipato a questa missione che ha associato Siete Popolars Furlans in Brasile, ed è che io ho potuto contare un momentino se che si fa su un albero genealogico e se che si può fare il viaggio di ritorno con la memoria di chi si è migranti che poi appunto conosce il proprio paese, il proprio cimitero, la propria terra attraverso la ricerca genealogica. La giovane presidente del Focolare Furlan di Urussanga, Carla. Spero il più presto possibile anche poter parlare il furlanze, una bella lingua. Perché Carla intanto ha cominciato a fare il corso per Furlan, il corso delle società filologiche e dall'Arles, che è le partite, e che all'insegna appunto il Furlan partendo dall'inglese e da spagnolo. Ma vengono i protagonisti del corso di arte musica, cioè qui vengono i due surs, che sono anche Gimuli, i due surs Bonetti, che sono stati in Friuli a fare il corso mosaicisti, e che come da 8 anni si cui e portano in avanti in Brasile e non solo questo corso. E che difatti da di noi, o venga Attilio che lavora da Montevideo, dall'Uruguay, dal Nestri Focolare, ecco, è venuto che lei a fare il corso, è venuto dall'Uruguay a fare il corso mosaico. Questo volevi salutare e ringraziare José Zanella, che ha ottenuto un personaggio, cioè il console onorario a Santa Maria, vicepresidente del Circolo Furlan di Santa Maria, lo ha aiutato in questo lungo giro, come infatti 12 giorni sono visitato tanti focolari di queste state da Rio Grande do Sul, ma soprattutto stiamo preparandosi Zanella dopo il Israele, che anche lui e poi 150 anni delle migrazioni italiane e furlane in Brasile, e saranno nei prossimi anni i 30 anni del Focolare Furlan di Santa Maria, e quindi cerchiamo di fare un progetto anche sul Brasile per i prossimi anni. Mandi, sono contento di questa esperienza, siamo insieme dal 15 scorso fino ad oggi, il giorno 24, e allora è stata un'esperienza interessante, molto intensa in queste diverse attività che abbiamo fatto, e alla fine di questo percorso di questi giorni io ritorno a casa, che siamo lontano 600 km da casa, ritorniamo oggi e con la certezza che nel prossimo anno, l'anno 2025, quando completiamo 30 anni di Circolo Friulano di Santa Maria, creeremo i 150 anni delle migrazioni italiane in Rio Grande do Sul, faremo esperienze marcanti, significative, e che porteranno sicuramente immagini ancora più concrete e ancora più forti del Friuli Venezia Giulia.
E quindi conquiste, o saludin, o tornei in Italia, pleni di felicità e contentezza, perché vi vedo i furlans in tal mondo, e da Rio Grande do Sul, in Brasile in particolare, che continuano a tegnare la storia, la tradizione e la cultura del nostro paese. E alle Dut Parusgnot, Gnovi Saltorne, domani e stesse ore. Mandi e buine serate.